Andiamo con padre Alberto Valentini, anche se restiamo all'interno dello studio, a Napoli. Amedeo Colella, scrittore, ci introduce, ci porta per i vicoli napoletani e ce ne sono di edicole mariane bellissime, meravigliose nella meravigliosa Napoli, guardate. Amaron va accompagna. Questo è uno dei saluti più diffusi nella città di Napoli, leitmotiv dello stesso cardinale Crescenzio Sepe, il saluto tradizionale che la mamma rivolge al figlio o al marito che escono di casa. Amaron va accompagna è un modo di salutare che nasce nel Settecento napoletano ed è legato alla diffusione degli altarini devozionali mariani, è legato appunto a queste edicole votive che si diffondono nel Settecento in tutta Napoli. Il centro antico della città di Napoli è punteggiato da centinaia e centinaia di altarini devozionali, da edicole votive che celebrano appunto il santo protettore della città, che esprimono la fede religiosa verso i 52 coprotettori della città di Napoli e soprattutto la devozione mariana del popolo napoletano. E vi spiegherò perché nasce questa tradizione. Ferdinando IV di Borbone, re Nasone e re Lazzarone, nella seconda metà del Settecento pensò bene di realizzare una prima forma di illuminazione pubblica della città di Napoli e a tale scopo installò delle lampade a olio nei punti strategici della città. Ma ovviamente i mariuoli, quelli che andavano mettendo la fune di notte, erano infastiditi dall'illuminazione pubblica e quindi andavano scassando le lampade a olio che i Borboni installavano via via. Fino a che padre Gregorio Rocco ebbe un'idea geniale. Chiese al popolo napoletano di realizzare cappelline votive, altarini devozionali che celebrassero il culto verso i protettori di Napoli e soprattutto il culto mariano. E in tal modo le persone accendevano dei lumini votivi al di sotto delle anime del purgatorio, garantendo con questo stratagemma una prima forma di illuminazione pubblica della città. Lui contava, insomma, sul senso religioso anche di mariuoli, che non avrebbero avuto il coraggio, diciamo la verità, di scassare gli altarini devozionali. Padre Gregorio Rocco fece realizzare migliaia di immagini mariane che distribuì a tutte le massaie napoletane, chiedendo semplicemente in cambio che tenessero sempre acceso un lumino devozionale. Ovviamente la maggior parte delle edicole mariane che davano un po' di illuminazione erano poste agli incroci di strade. Per arrivare al prossimo incrocio bisognava attraversare un vicolo magari completamente buio ed ecco perché l'unica speranza per non essere derubati magari nel centro antico era che Amaron t'accompagna. E bravo Amedeo Colella, grazie per questo racconto.